Quasi 14.000 capi d'abbigliamento, scarpe e accessori contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza padovana. Una fabbrica del falso è stata scoperta dai finanzieri del nucleo di Cittadella nell'ambito di un'indagine coordinata prima dalla Procura Euganea e in seguito da quella di Brescia. L'indagine è stata condotta nel comune di Brescia dai finanzieri della compagnia di Cittadella che hanno monitorato i principali social network scoprendo a dicembre un canale di vendita di merce che per caratteristiche e prezzi si riteneva potesse essere contraffatta. Il gestore delle pagine social è stato individuato in un'abitazione di San Martino di Lupari nell'Alta Padovana, dove sono stati sequestrati i capi contraffatti e sono stati raccolti elementi sui canali di fornitura della merce a Brescia. Ulteriori perquisizioni, eseguite nella provincia lombarda, hanno portato all'individuazione di un centro di produzione e stoccaggio di merce contraffatta che è stata sequestrata. Complessivamente sono 3 i denunciati alla procura di Padova e Brescia. La merce, con etichette di oltre 30 brand anche di lusso, avrebbe generato un profitto illecito di oltre 830.000 euro.